Eder. Mac. Pallister. Ho detto vado giusto a dare il mio contributo in procura a dire attenzione che questa è una frattura classica dell'autopsia. Per me finiva là, non pensavo adesso che venisse tutto questo, pensavo di dare una mano, ho fatto il mio. Allora il GIP ha usato un termine che ci ha abbastanza feriti, fra virgolette, giuridicamente parlando, che è il termine ultroneo. Cioè la nostra richiesta di perizia è ultronea. E con la stessa ordinanza, bada bene, che lo stesso GIP accoglie la richiesta di incidente probatorio della Procura della Repubblica titolare delle indagini, con cui tra le altre cose dispone finanche l'accertamento sui coltelli sequestrati a distanza di 3 anni. Noi ne abbiamo parlato a lungo, stiamo valutando l'ipotesi ovviamente di impugnare con gli strumenti giuridici che abbiamo, di protestare in qualche modo, giuridicamente parlando, nelle opportune sedi, ma ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo detto ma come, insomma, è un caso che ha un'importanza mediatica, ma non solo mediatica, perché poi si ripercuote tutto su di lui. È lui è Sebastiano che è accusato dell'omicidio della moglie, ok? Quindi tutto questo per noi è il sentore di quello che sarà in futuro un errore giudiziario. Cioè, che cosa ci insegna il caso Garlasco? Cosa può darci? Fategli tutti gli accertamenti, in questa fase però, non a distanza di 18 anni, 20 anni dopo. Sì, Sebastiano ha un'età che francamente mi preoccupa. Quello che noi continueremo a fare, quello che facciamo è insistere a che tutti gli accertamenti vengano fatti, ma non nella direzione di imputare a Sebastiano una responsabilità. Cioè la procura, nel momento in cui lo iscrive, fa 2 cose nell'immediatezza. Sente una testimone volta a raccontare la violenza di Sebastiano, chiede l'incidente probatorio di Sterpin, volta a costruire il movente. Ma perché, ci chiediamo? Non sentono il preparatore anatomico, non fanno una consulenza radiologica. La T2, cioè facciamoli quegli accertamenti. Noi insisteremo a costo di fare una richiesta di incidente probatorio al mese, insomma, voglio dire. Niente, io dico, intanto questa non è né una vittoria né una sconfitta, è un percorso per arrivare alla verità. Dobbiamo ricordare che il primo esame, la prima autopsia che è stata fatta è stata cancellata da un giudice, il quale appunto io tramite la stazione Penelope e l'avvocato Gentile abbiamo fatto posizione. Il giudice ha riaperto tutto con omicidio, non più come allontanamento o sequestro di persona. E in più ha richiesto 25 punti che dovevano essere appunto indagati. Il primo era quello dell'eventuale riesumazione del cadavere e l'autopsia, che è stata fatta grazie appunto a un ordine del giudice che ha nominato la professoressa Cattaneo a capo di un pool di periti forensi, con anche i periti da parte mia e dalla parte dei Visintin, e hanno fatto questi accertamenti durati 1 anno, nei quali appunto dopo ha scritto i risultati che davano tutto il contrario di quello che è stato detto nella prima autopsia, cioè che era un omicidio e anche dovuto per mano di terzi dopo un pestaggio. Bisogna ricordare tra l'altro che il medico anche di parte di Visintin, il dottor Parigiani, è stato il primo a dire no, guardate ci sono delle lesioni, degli ematomi dovuti da terzi, non era una cosa autonoma. Praticamente allora la prima anche loro si sono opposti all'archiviazione, non andava bene il suicidio. Adesso che è stato fatto tutto nuovamente con la professoressa Cattaneo non va bene neanche l'omicidio, in più è arrivato sto tipo della vertebra che ha detto ho fatto io, invece è stato riscontrato già da un giudice, non da un medico. Un giudice appunto ha detto no,
abbiamo letto e abbiamo sentito la dichiarazione del professoressa Cattaneo e abbiamo sentito che era già presente quella frattura negli attacchi prima. Mi chiedo, tutto strano, che prima va bene, non va bene, dopo non va bene nuovamente. Cosa va bene? Non lo so. Sebastiano, questa volta sembra che ti abbiano preso. Come stai vivendo questo fantastico momento? Sbigottito, veramente di fronte a determinate accuse, e essere accusato di essere l'assassino di Liliana, veramente io sono rimasto veramente devastato. Questa è la mia parola, Paolo. Cioè veramente ho passato dei giorni veramente duri e difficili. La mattina del 14, per caso, hai incontrato Liliana o almeno 3-4 dei suoi sosia? Assolutamente no, Ma sei almeno il mandante se non sei proprio il killer? assolutamente no. Guarda, io posso dirti che in quel giorno lì, quando sono rientrato a casa, io ho trovato solo i telefoni, che poi la fede, i documenti, tutte le cose sono state trovate nei giorni successivi dagli agenti della questura, che sono venute più volte a controllare la casa. Perciò per me quel giorno non è scattato un allarme, perché può capitare, anch'io tante volte mi dimentico i telefoni, però ho visto i telefoni di Liliana, perciò non mi sono allarmato. Ecco. Se tu avessi trovato la letterina di addio di Liliana, che cosa avresti fatto? L'avresti nascosta? Ti dico sinceramente, se avessi trovato, io avrei chiamato la polizia immediatamente, anche perché più veloce si riesce a trovare dov'è Liliana, avrebbe potuto anche salvarla. Per me è questo il mio pensiero. Io in tutto questo contesto non riconosco Liliana, tutte queste cose che sono state dette dai vari personaggi qua e là. Cioè per me mi sembra quasi un'altra persona, capisci? Questo è. E perciò oggi come oggi questa immagine di Liliana dentro di me può essere solo questi 32 anni passati assieme, questi viaggi, queste nostre storie, queste cose che abbiamo vissuto. Tutto il resto sarà nel futuro qualcuno che, come si dice, ai posteri lauda sentenza. Insomma, alla fine come potrebbe essere morta Liliana? Se lo sapessi, secondo me non lo sa nessuno, assolutamente non lo sa nessuno. Io non ho la minima idea cosa può essere successo a Liliana. Guarda, io di questo ne ho parlato anche con gli inquirenti quando venivano da me, e io ho detto, guardate, loro mi dicevano, ha lasciato i documenti, i telefoni, la fede, tutte le varie cose, è uscita di casa. Cioè, per loro era un suicidio e per me non avevo altre soluzioni di pensare. Cosa potevo pensare? Praticamente tu le hai strappato la borsa? Ma mi fai domande un po' così. Allora, no. Cioè io non sopporto le domande che vengono un po' inventate per provocare. Cioè tu mi hai detto, non è che hai strappato la borsa a Liliana, che domanda è questa? A processo è un altro discorso. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana. Tutto qua. Tutte queste accuse che vengono fatte. Vedremo, ci saranno qua i miei legali che comunque daranno delle risposte, se ci sarà un processo, se dovrò andare davanti a un giudice. Sono qua, io sono a disposizione, sono sereno e tranquillo e sto bene. Certamente che mi manca tutto la casa, l'intimità, stare insieme, guardare la televisione, andare a passeggiate, mi manca molto. I viaggi in bicicletta qua e là, la Grecia, l'Austria. Noi abbiamo viaggiato in una maniera industriale, ecco. Io chiedo a Liliana veramente di riuscire a capire cosa sia successo, perché adesso io chiedo rispetto a Liliana, chiedo qualunque cosa, che persona che deve parlare deve rispettare quello che sa. La memoria di Liliana, sì, assolutamente. L'hai fatta fuori tu? No, assolutamente no. Non ho niente a che fare con la sua scomparsa.
Sebastiano tutto sommato non sempre ha avuto rispetto per Liliana, ma Sterpin ha avuto anche lui delle uscite infelici e non parliamo stavolta della sosia. Anche Sterpina appunto non ha avuto rispetto di mia sorella, difatti mi sono più volte e ho ribadito a lui questo e lui si è scusato e mi disse no, ma io ho fatto perché volevo proprio, ho agito così per dimostrare che era la verità e per dar contro al marito. Vabbè, io gli ho creduto al momento, niente da dire, dopo spero si sia calmato, ecco. Invece chi che invoca rispetto, che è Sebastiano, lui non ha mai avuto rispetto, perché in questi 3 anni lui non ha fatto altro che denigrarla. Ha parlato, ha costruito bugie che non esistono, non c'era nessuno che gli diceva il contrario. Si è persino permesso di parlare dei miei genitori. Non so se avete sentito, vabbè, in ogni caso non credo che lui appunto possa chiedere rispetto. Io vorrei che lui avesse il coraggio di dire cosa è successo, perché anch'io sono sicuro che lui sa tutto cosa è successo. Io uso le parole che ha usato Sebastiano, lui le ha usate per rappresentare il suo stato d'animo e noi le rappresentiamo per rappresentare il nostro stato d'animo nella veste professionale. Sbigottiti e increduli perché? Perché tutti i segnali che ha lanciato la Procura della Repubblica, l'ultimo è quello che è stato detto da Alice, sono alla ricerca dell'uomo violento, ecco l'albergatrice, sono alla ricerca di un movente, ecco lo Sterpin, lasciamo stare tutti i contenuti, portano in una direzione. Eccellente lavoro, anche questo, ma nel momento in cui devi tradurre con interpretazione scientifica, quindi con degli esperti, dei dati obiettivi che sono quelli che sono stati rinvenuti 3 anni e mezzo fa, devi, usa una parola forte, non spetta a me farlo, noi non facciamo le indagini, noi siamo dei difensori, ma non dei meri spettatori, in tutte le direzioni che però questo incidente probatorio, questo provvedimento del GIP, per tornare all'attualità recente e secondo noi addirittura clamorosa, sta negando. Ma quello che ferisce non solo astrattamente è che lo stesso giudice, invece di attenersi a prendere atto di una richiesta delle parti che andrebbe in tutte le direzioni, cosa fa? Taglia, mozza le richieste, continua nell'accettare le perizie, l'incidente probatorio sui coltelli. Signore, a 3 anni e mezzo andiamo in incidente probatorio che farà spendere decine di migliaia di euro per riesaminare sotto un profilo tecnico con degli esperti nominati i 1000 coltelli e quant'altri probabilmente, uno per uno, e quant'altro probabilmente ne usciranno perché li regalavano a tutti. Abbiamo saputo che Liliana li ha regalati anche allo Sterpin, che da buon cittadino avrebbe dovuto consegnarli alla procura se vogliamo. E che cosa? Nella direzione quindi di riesaminare tutti i reperti passati, badate bene, che sono stati già esaminati dal gabinetto della Polizia Scientifica di Milano, i reperti passati, più le ultime novità emerse dal suggerimento Cattaneo. Ma la cosa eclatante, credetemi, anche sotto un profilo proprio di normalità interpretazione di come stanno andando le cose, è che negano la perizia medico-legale che la stessa procura aveva chiesto nella sua consulenza. Apro e chiudo una parentesi. La procura chiede una consulenza su medico-legale, biologica, merceologica, botanica, incidente probatorio riserva. Chiediamo tutto con l'incidente probatorio. La Procura della Repubblica richiede l'incidente probatorio e lascia per strada la perizia medico-legale. Perché? Perché nel frattempo, alla domanda, ma avvocato, c'è qualcosa di nuovo perché non vogliono fare la medico-legale come super perizia? Perché voi, quando avete chiesto l'incidente probatorio sulla perizia medico-legale, cioè sulla puta perizia, noi ci siamo spinti per dire deve essere una super perizia collegiale e abbiamo indicato anche specificatamente quella radiologica sulla vertebra, che la consulenza Cattaneo ascrive
così molto, molto astrattamente all'8, di fronte a una dichiarazione testimoniale sbandierata e non accettata evidentemente dalla procura, che era stata provocata successivamente. Ma le T2 non è una cosa così, era una delle ipotesi, una delle modalità della morte di Liliana. Ma vuole che per noi non sia eclatante l'averci negato questo? Vuole che per noi non è un segnale concreto? Volete che non è un segnale concreto dire ultronea? L'accertamento tecnico sul riesame dei tempi della morte, del luogo, del reperimento e delle modalità è ultronea? Io ho visto anche incredibile. Ci sono stati molti sbagli e rallentamenti anche all'inizio a causa del periodo, che purtroppo mancava personale, c'erano le feste natalizie, c'era il periodo del Covid, tante cose, però alla fine dopo lo stesso l'indagine è andata avanti. Difatti anche questa nuova procura, questi nuovi inquirenti hanno indagato anche su quello che aveva già fatto prima. E cosa fanno adesso? Non hanno fatto altro che specificare dei punti, e io mi auguro appunto che vadano avanti, che sono veramente, non dico soddisfatto, sono entusiasta di come lavorano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.